Il Parco Valente della città di Sora ha ospitato sabato 28 settembre il secondo trofeo Lazio Pétanque. L'evento è stato organizzato dal Comitato Regionale Lazio e dal Comitato Provinciale di Frosinone Pétanque della Federazione Italiana Bocce ed ha visto la partecipazione di 6 squadre provenienti da altrettante regioni italiane. La giornata si è aperta con il saluto a tutti i concorrenti del responsabile regionale Marcello Spalvieri, seguito dal discorso del direttore di gara Francesca Di Folco, che ha illustrato la suddivisione dei campi e ricordato le regole principali. Partecipano 6 regioni, andrà avanti per tutta la giornata, dove le varie delegazioni partecipanti parteciperanno a 3 specialità: terna, coppia e individuale. Ad ogni formazione dovrà disputare in tutto 5 partite nell'arco della giornata. A fine torneo la regione che avrà vinto più partite avrà vinto il torneo, con la speranza che questa giornata abbia un seguito, perché noi abbiamo già iniziato l'anno scorso a Roma, quest'anno abbiamo scelto Sora, però vogliamo allargare un po' il discorso a tutte le regioni. Il trofeo è stato organizzato per promuovere il gioco delle bocce nel territorio laziale. Come comitato, grazie al Comitato Regionale Lazio che ci ha dato la possibilità di farci conoscere qui nella nostra provincia con questo fantastico gioco che vorremmo trasmettere in tutta la provincia, se ci riusciamo. Noi ce la metteremo tutta. Quindi il compito nostro è di divulgare questo gioco in modo che sappiamo che è uno sport per tutti che fa bene ai bambini, agli anziani e a noi stessi. Quindi in bocca al lupo a tutti e grazie a tutti i partecipanti. Il gioco delle bocce è adatto a tutte le età, è come la ginnastica dolce, in quanto consente di tenere in allenamento i muscoli, favorisce la circolazione, aumenta l'equilibrio e migliora l'elasticità delle ossa. E per praticarlo non sono necessari investimenti economici importanti, ma permette di socializzare e trascorrere momenti felici in compagnia. La passione delle bocce da piccoli. Ecco, questo è un piccolo campione, dunque da piccoli, e poi è un gioco questo, della pétanque, che non ha età, dunque abbiamo da 3-4 anni a 90 anni. A rappresentare il Lazio nel secondo trofeo Pétanque la formazione del Comitato Regionale del Lazio, di cui fanno parte alcuni giocatori del Pentaclub Arpino, della SD Tittarocca di Casalvieri e 2 giocatori francesi. Una bella squadra che cerca di crescere sempre, di migliorare, ma diciamo che queste sono le occasioni apposta per far migliorare i ragazzi, soprattutto per far conoscere questo sport che praticamente nel Lazio è praticamente sconosciuto. E cerchiamo di farlo crescere perché secondo me questo veramente è il futuro delle bocce. Credo di leggere il pensiero del Presidente che ci dice sempre cercate di svilupparlo questo sport perché è il futuro, nel senso che poche spese, come vede, basta un campo aperto, 3 bocce in ferro, e diciamo che speriamo che sia veramente il futuro della boccia del Lazio, insomma. Il secondo trofeo Lazio Pétanque è stato patrocinato dal Comune di Sora e dalla 15ª Comunità Montana Valle del Liri.